Buongiorno a tutti, innanzitutto andiamo veramente nel concreto, nel senso tralasciamo quindi la prima parte di introduzione, nel sottolineare l'importanza di aderire al patto dei sindaci, quindi a questa iniziativa di grande carattere comunitario, di grande importanza, perché ricordiamo che è la prima iniziativa di politica energetica. Andiamo nel concreto vuol dire andare a capire che cosa realmente ha fatto la comunità montana, ovvero il fatto di dire negli ultimi giorni la comunità montana ha aderito come coordinatore del patto, ha raccolto quindi tutte le adesioni dei 23 comuni, ricordiamo comunque che appunto Morlino aveva già aderito in precedenza e c'è un discorso di un comune che comunque sta per aderire in un'altra situazione di comuni. Quindi ha provveduto ad elaborare e inventare in base delle missioni che poi vedremo come è stato strutturato e ad andare a definire delle prime azioni concrete che ci possono permettere di raggiungere la riduzione del 20% delle emissioni di CO2 al 2020. Il punto di partenza è sicuramente l'aggiudicazione del contributo di Fondazione Carico e quindi andare ad ottenere un valore ben definito di tonnellate di CO2, un valore concreto di riduzione da qui al 2020. Ovviamente non è detto che la linea intrapresa sia, ci auguriamo, sia quella corretta, però nel senso possono essere messe in atto delle azioni correttive nel momento in cui si vede che le azioni intraprese non raggiungono gli obiettivi e i risultati sperati. Nel concreto, quindi individuazione di un anno base, anno 2005, perché è l'anno dove si riescono a ottenere e ad avere, grazie alla collaborazione anche dei comuni, i dati di partenza. Viene quindi definito un valore di riduzione di CO2 e quindi delle azioni nei vari settori. Innanzitutto la comunità montana, così come tutte le realtà, le piccole realtà che hanno comunque aderito al patto dei sindaci, ha sicuramente un tallone d'Achille che è dovuto all'edilizia, quindi dovuto agli interventi più energivori dovuti ai fabbricati di fatto, quindi comunque al discorso del patrimonio ambientale. Quindi sicuramente puntando sulle energie rinnovabili e sugli interventi edilizi si riusciranno ad ottenere delle riduzioni di CO2, quindi ad ottenere un beneficio per i singoli comuni, un beneficio anche per i privati e quindi a mettere in pista tutto il sistema virtuoso del nuovo mercato. Un nuovo mercato che quindi possa far venire, possa far crescere dei modelli di business, dei nuovi servizi, dei nuovi prodotti. Quindi, come appunto diceva prima l'onorevole Trovera, mettere in pista e trovare dei progetti strategici, dei progetti intelligenti che possono essere utili per il territorio, quindi non semplicemente dei progetti sulla carta, ma dei progetti sicuramente concreti. Anno di partenza, 2005, Sirena, banche dati regionali, un formulario che è stato mandato ai comuni e quindi ci hanno permesso di trovare un monitoraggio, di trovare dei dati di partenza riferiti ai consumi e alle emissioni. Questo dato è stato recuperato anche per il 2012, quindi ad oggi noi siamo già in grado di dire il territorio della comunità montana come è messo, perché ricordiamoci che l'inventario delle emissioni non è stato fatto sui singoli comuni, ma è un discorso territoriale, quindi un discorso di tutto il territorio della comunità montana. Partiamo da un valore di circa 92.000 tonnellate di CO2 per arrivare a una riduzione al 2020 di circa 73.200 tonnellate di CO2. Quindi una differenza più o meno di 18.000 tonnellate. Questa riduzione come può avvenire? Attraverso l'individuazione, come dicevamo prima, di azioni concrete. Se voi vedete il diagramma in alto a destra, rappresenta i settori più energivori per la comunità montana, quindi edifici residenziali, i settori in alto a destra. Il diagramma rappresenta i settori più energivori per la comunità montana. Quindi in verde gli edifici residenziali, abbiamo poi i trasporti e gli edifici terziari. Quindi molto è dovuto al costruito. A maggior ragione, se noi lo vediamo splittato per i singoli comuni, vediamo che ci sono parecchi comuni che comunque no, io non riesco a sentire di là, vado giù. Va bene. Quindi vediamo comunque l'andamento splittato per i singoli comuni. Vediamo ad esempio che il settore degli edifici residenziali è quello che comporta il settore sicuramente più critico. Quindi questo ci fa pensare che un primo intervento che potrebbe essere inserito, che potrebbe essere utile proprio per la comunità montana, quindi proprio per il fatto dei sindaci, che in realtà è stato il documento che deve essere lavorato, potrebbe essere quello di investire
in un discorso di recupero, in un discorso di ristrutturazione, legato ovviamente anche al tema dell'efficienza energetica. Se i comuni che ne abbiamo alla nostra sinistra dovessero effettivamente fare questi interventi, voi potete capire che sicuramente avremo un abbassamento molto importante delle emissioni di CO2 che avevamo visto in precedenza. Quali potrebbero essere le azioni del nostro PASI, quindi del piano diciamo, per l'energia sostenibile? Innanzitutto potrebbero essere un discorso quindi di intervenire sul costruito, quindi di riqualificare edifici pubblici e non, quindi un discorso sull'involucro, ad esempio quindi un discorso di trasporto, associato però al tema delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica. Quindi un discorso di fotovoltaico, eventualmente sull'area termica, sui palazzetti, piuttosto che presso le palestre, e un discorso magari anche di puntare sull'illuminazione pubblica, anche se comunque questo non è un settore diciamo, fortemente energivoro per appunto aumentare. Sicuramente altre azioni potrebbero essere quelle di puntare sulle risorse che voi avete, ovvero puntare sul discorso acqua e sul discorso biomassa, che sono sicuramente i vostri fiori all'occhiello, quindi puntare diciamo, su quello che realmente c'è e che non deve essere importato o prodotto altrove. Abbiamo poi un filone riferito alla mobilità sostenibile. Innanzitutto tengo a precisare che la mobilità sostenibile anche diciamo, dal basso. Come diceva prima l'onorevole Provera, il PAES è un documento che deve essere costruito tramite un procedimento bottom-up, ovvero dal basso, ovvero dai cittadini. Se noi iniziamo a sensibilizzare comunque i giovani, gli studenti attraverso delle azioni concrete, sicuramente cresceranno con una mentalità che va in quest'ottica. Quindi se i bimbi imparano che per andare a scuola possono trovarsi, possono organizzare dei percorsi di piedi bus e quindi di fatto andarsi a piedi, sicuramente sono già diciamo, in quest'ottica di mobilità sostenibile, in quest'ottica di riuscire diciamo, a muoversi in un certo modo, quindi non faranno fatica diciamo, a dover attivare, a dover continuare diciamo, su questa rotta. Mobilità sostenibile non solamente legata alla realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali, ma anche ad esempio all'utilizzo dei mezzi, ovvero la flotta comunale. Molte volte, soprattutto in questo periodo, per mancanza di fondi, la flotta comunale è quella che viene trascurata, ma così come i mezzi di soccorso, così come i mezzi della protezione civile. Una delle azioni potrebbe proprio essere quella di ripristinare, di sostituire i vecchi mezzi. Diciamo dalla mappatura che comunque è stata fatta emerge anche questo dato molto critico. Sorvolerei nel senso sugli esempi delle azioni che devono essere fatte sugli edifici residenziali, questo ovviamente a titolo indicativo. Ciò che mi preme sottolineare è che ad ogni azione corrisponde una riduzione di CO2, che poi vanno sommate e la somma delle emissioni di CO2 ridotte diciamo, mi determinerà poi l'abbassamento finale e quindi il raggiungimento dell'obiettivo al 2020. Abbiamo parlato quindi di azioni a livello locale, quindi di intervenire su dei settori precisi all'interno dei singoli comuni, sicuramente devono però essere messe in pista anche delle azioni a carattere sovranazionale, dove la comunità montana è l'ente coordinatore, così come ha fatto per un discorso di adesione del patto dei sindaci, e dove devono essere individuati dei progetti strategici che possono risolvere la criticità che si è rilevata nell'inventario base delle emissioni. E quindi attraverso il coinvolgimento di tutte le parti attive presenti sul territorio, riuscire anche a mettere in luce le risorse e quindi le eccellenze diciamo, del territorio. A titolo esemplificativo è stato riportato un esempio concreto di cosa potrebbe essere fatto, nel senso che negli ultimi anni la comunità montana si è attivata soprattutto nella realizzazione di percorsi ciclopedonali. Puntando quindi sul tema della mobilità sostenibile, potrebbero essere potenziati e rivisti anche dei tracciati cicloturistici. Si potrebbe quindi insistere sul discorso di vie verdi, su un discorso di bike sharing, quindi bicicletta pedalata assistita, che ricevono la propria energia attraverso magari delle pensiline fotovoltaiche, quindi il fotovoltaico che va ad alimentarmi appunto questo nuovo servizio. Sicuramente sarebbe un servizio innovativo, soprattutto se studiato, se posizionato in posti strategici, quindi a servizio magari dei punti d'incontro, a servizio magari degli snodi ferroviari, come magari comunque c'è la stazione dei treni, quindi sarebbe anche un incentivo per quei turisti che vogliono vivere in modo diverso il territorio. Ricordiamoci che all'estero questo sistema è molto sviluppato, quindi venire in Italia e trovare un sistema di questo tipo sicuramente un valore aggiunto, un valore premiato. A
questo punto cerchiamo di capire un attimo cos'è il PAES. Innanzitutto il PAES non è un documento, cioè è un contenitore di azioni concrete che possono essere messe in pista. È un piano comunque che viene dal basso, perché comunque raccoglie le idee di tutti, raccoglie le idee di diversi stakeholder, quindi dal pubblico al privato al singolo cittadino, e quindi un invito alla collaborazione e a essere tutti uniti di fatto. Alcune opportunità sono legate al fatto di creare un nuovo mercato. Questa potrebbe essere la soluzione in questo periodo di crisi, quindi trovare dei nuovi progetti o comunque integrare dei progetti già esistenti, creare soprattutto un nuovo mercato per prodotti che vengono elaborati sul territorio, quindi promuovere lo sviluppo sostenibile e andare a individuare delle progettazioni strategiche. Il PAES è anche un documento che raccoglie delle best practice, ovvero degli esempi che possono essere replicati in altri contesti. Ma se voi ad esempio provate ad andare sul sito della comunità europea, alla vostra patto dei sindaci, voi troverete dei progetti che vengono citati come eccellenza. Quindi anche la comunità montana del Mordegno vuole arrivare a questo punto, perché comunque è solamente dalla collaborazione, tra dei gemellaggi, chiamiamolo così, tra energetici piuttosto che su altri tematici, che si riesce comunque magari a risolvere anche quella criticità che però si rende simili a altri territori a noi vicini. Sicuramente un obiettivo è quello di quindi riuscire ad individuare dei progetti che possono essere strategici per il territorio, dei progetti però concreti, quindi non progetti come dicevamo prima sulla carta. Sicuramente, visto che la nuova programmazione europea ha tra gli obiettivi quelli di andare a potenziare l'efficienza energetica, sicuramente saranno i progetti che potranno essere individuati in quell'ottica. Cito alcuni programmi, ma non voglio addentrarmi più tanto, però per farvi capire che parliamo di 322 miliardi, parliamo di Horizon 2020, un discorso più o meno di 80 miliardi a premiare ricerca e innovazione, parliamo di COSME, un discorso per le imprese, di internazionalizzazione, parliamo di LIFE, quindi un discorso ambientale, un discorso di specie protette, piuttosto che azioni concrete. Di fatto però il PAES cosa potrebbe permettersi di raggiungere? Innanzitutto, come dicevamo prima, un contenitore. Quindi un contenitore di azioni, ma azioni concrete, un piano che però deve essere coerente con gli altri strumenti presenti sul territorio, ma non solamente a scala locale. Cioè l'importanza è che crei sinergia con tutte le varie istituzioni presenti sul territorio, perché solamente in questo modo capite che raggiungere la riduzione delle emissioni del 20% rispetto al 2020 è quindi un termine riduttivo, perché comunque noi dobbiamo puntare oltre, dobbiamo puntare a raggiungere degli obiettivi più elevati, perché comunque capite che se il PAES non è un documento da lasciare nel cassetto, diventa quindi un documento strategico e quindi vengono realmente attivati dei progetti, cioè sicuramente al 2020 ci arriviamo con l'obiettivo del 20%, anzi lo superiamo anche. Quindi capire questo strumento in quest'ottica ci permette anche forse di cambiare quella che è la nostra mentalità e ci potrebbe permettere di raggiungere degli obiettivi concreti in un'ottica per la sostenibilità energetica e soprattutto dalle piccole azioni che riusciamo comunque a costruire naturalmente un futuro migliore, più gestibile, più vivibile anche dal punto di vista energetico. Grazie per l'attenzione. Grazie Bresciani per la sua spiegazione, che certamente ci ha fatto entrare più nel concreto di lavoro che abbiamo fatto e quello che ci aspetta davanti. Adesso lascerei alcuni minuti per gli interventi, delle domande che volete rivolgere ai nostri relatori, senza problemi, o portare testimonianze di ciò che è già stato fatto. Devo ricordare nel frattempo, intanto che si rompe il ghiaccio, che visto che siamo a Mordegno, non abbiamo un'esperienza anche associativa che parte dal basso nel campo del risparmio energetico, tutt'al più che la prima associazione, se non ricordo male, si chiama Mordegno 2020, poi è rimasta solo 2020, per cui... Il progetto era Mordegno 2020. Mordegno.
una scuola di questo campo penso che